Amici di QDP News, siamo a Valdobbiadene in Villa dei Cedri, le cui sale da quest'anno ospitano la nuova edizione del presepe artistico della città, curato dal professor Maurizio Ruggero e dallo staff Amici del Presepe. E allora, insieme al sindaco di Valdobbiadene e all'autore Maurizio Ruggero, andiamo a scoprire questa piccola perla che trova sede proprio qui in Villa dei Cedri. Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene, quest'anno il presepe artistico della città arriva alla 7ª edizione e arriva in Villa dei Cedri grazie alla collaborazione proprio dell'amministrazione. Sì, per noi è un bel risultato perché lo aspettavamo da anni poter realizzare qui proprio in Villa dei Cedri il presepe artistico che è un presepe di enorme valore per qualità e anche per dimensioni. Noi ci abbiamo creduto e siamo riusciti assieme a Maurizio Ruggero e agli amici del presepe a realizzarlo in questo contesto fantastico affinché la gente, i valdobbiadenesi, ma non solo, anche i turisti, possano venire in Villa dei Cedri per visitare il presepe e approfittarne per visitare Villa dei Cedri. Nello specifico il titolo di quest'anno è Il paesaggio culla del Dio Bambino, un paesaggio che ovviamente riproduce i borghi, le località, le colline di Valdobbiadene, ma che poi sposa anche la tua terra d'origine, la costiera d'Amalfi. Sì, in effetti come dicevi il titolo è Il paesaggio culla del Dio Bambino, cioè questo paesaggio meraviglioso che appunto ho la fortuna di vivere, posso dire che ho imparato ad amare, sicuramente merita il titolo, ecco, di patrimonio mondiale dell'umanità. L'amministrazione si sta impegnando, vedo in questi giorni, organizzato una bellissima mostra. Noi siamo partiti da questa mostra sul paesaggio per mettere l'accento anche con il nostro presepe sul paesaggio, il paesaggio di una volta, il paesaggio puro, il paesaggio immacolato, il paesaggio dei materiali nobili, non strangolato dalla modernità. Quindi dobbiamo recuperare questa dimensione. Come la recuperiamo? Immergendoci nel paesaggio, nelle borgate di un tempo purtroppo violate dalla Grande Guerra, recuperando quell'antica dimensione, ritornando ovviamente a Cristo. Quindi è un percorso dello sguardo, un percorso di questo sguardo che si immerge nel paesaggio, lo conosce, lo apprezza, lo ama e trova la forza per custodirlo in Cristo, nel Dio che nasce. Con degli scorci poi anche con la tua terra d'origine. Perché gli scorci della costiera? Perché diciamo il paesaggio italiano, quel paesaggio che noi dobbiamo tutelare, che rappresenta effettivamente l'oro della nostra nazione, in effetti, trova la sua massima espressione di bellezza nelle colline, nelle montagne e nella costa. Quindi nessuna terra come la terra italiana ha questa varietà, questa bellezza, e quindi con questo presepio noi abbiamo voluto esaltare la bellezza del paesaggio italiano nelle sue massime espressioni: le colline, le prealpi, le coste diciamo che cadono a strapiombo nel mare della costiera amalfitana.